Sono iniziate le giornate del trentennale del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Giornate molto intense, siamo partiti stamattina alle 9 con la registrazione partecipanti, alle 9 e un quarto il primo gruppo diretto alle prove dinamiche ha seguito il dottor Benvenuti, che è esperto in materia di meccanica e meccanizzazione in agricoltura e in questo caso in orticoltura, e ha iniziato a descrivere tutti i cantieri, che sono per l'esattezza 23. Quindi cantieri che vanno dalla preparazione del terreno con la baulatrice, la stand nylon, dei diverse ditte, poi con la semina diretta, con le prove di trapianto con cubeto pressato e con cubeto soffice. A seguire, in questo momento, il dottor Benvenuti sta descrivendo delle sarchiatrici che non fanno più la sola interfila ma anche la fila, e quindi evitando la distribuzione di diserbi, di erbicidi, e quindi facilitano la coltivazione guardando l'ambiente e dando anche uno strumento in più per l'agricoltura di tipo biologica. La sarchiatura sulla fila viene dettata da opportuni sensori, okay, a infrarosso o sensori a telecamere, che permettono questa precisa lavorazione, posso dire al millimetro, lasciando indietro la cultura perfettamente pulita. Poi si seguirà alla raccoglitrice o alle raccoglitrici, che sono semoventi, quindi o a motore scoppio o a motore elettrificato a batteria, che permettono di raccogliere i diversi prodotti, che possa essere lattuga, che può essere radicchio, gli stessi asparagi, e quindi vedere proprio con mano. L'obiettivo è far vedere l'innovazione a 360 gradi, quindi meccanica, meccanizzazione, e successivamente i diversi interessati, quindi parliamo dei produttori sempre, valuteranno, visiteranno gli espositori, che sono oltre 50, quindi tutta la filiera, mezzi tecnici in particolare, e poi chiuderanno la ciliegina sulla torta le prove sperimentali ortofloricole che il centro ha organizzato e organizza ogni anno, e in questo anno preciso ancora di più, per far vedere l'innovazione anche nel campo varietale e della tecnica coltivazione. Alle ore 11 e un quarto, 11 e mezza, perché in ritardo ci sarà un po' ed è in ritardo canonico, si inizierà il convegno dedicato all'innovazione, l'innovazione dei 30 anni, quindi un po' celebrativo ma soprattutto tecnico, con l'intervento del professor dell'Università di Padova, il professor Sambo, che andrà a definire gli ultimi, diciamo, ritrovati, chiamiamolo, della scienza, per vedere un attimino poi il prossimo futuro. Seguiteci e vi do appuntamento anche al prossimo venerdì, quindi a domani, l'8 giugno, dove si dedicherà pari giorno a quello di oggi, cambierà solo il convegno. Grazie mille, arrivederci.